A Fara Vicentino la voglia di parlare è poca, semplicemente perché mancano le parole per descrivere quello che è successo. I toni che si accendono, poi le grida, Allah Akbar, Allah è grande, la colluttazione e gli spari. 3, 4, 7 colpi. Difficile quantificarli per chi in una manciata di secondi è stato attanagliato dalla paura e dallo sgomento. Sentì i colpi ma non sa varia, tanti era. Cosa ha pensato, signora? Che siamo un brutto coso tutto qua. Lei si è affacciata e è andata a vedere insomma cosa stava succedendo? No, non sono andata, non sono mai andata. Sono stata ferma lì perché sono stata bloccata, tremavo tutta. Chi ha assistito alla sparatoria racconta di una situazione fin da subito critica, con il giovane extracomunitario in evidente stato confusionale e aggressivo. Ha sparato in alto più colpi. Ecco, sparato in alto. C'era non lo so se fosse un poliziotto o un carabiniere, quello col giubbino giallo, che cercava di circoscriverlo, nel senso che non andasse dall'altra parte della strada. C'era un altro carabiniere dietro un furgoncino, non avendo più trovato una via di fuga si è riversato dentro al fosso. Tanti hanno addirittura chiuso le persiane proprio per ragioni di sicurezza. Lei abita a poche decine di metri da dove è avvenuta la sparatoria. Che cosa ha sentito? I 3 spari ho sentito, basta. I primi, dopo gli altri non li ho mai sentiti. Però il giovanotto mi l'ho visto passare da qua. Quindi tutta, era una tunica lunga, scalzo, che camminava. E ho guardato da in cima, basta. Da un poco sentivo i 3 spari. Boh. Dopo guardo fuori e ho visto se passava mia cogna, mi ha detto guarda che era una sparatoria in fondo lì. Oh, adesso mi devo vedere. La sindaca Maria Teresa Sperotto esprime tutta la propria vicinanza alle forze dell'ordine. Esprimo tutta la mia vicinanza al corpo di polizia locale, ad Alex Frusti, che è il nostro referente del comune di Fara Vicentino per quanto riguarda appunto la polizia locale. Esprimo solidarietà anche ai carabinieri perché credo non sia stato un momento felice, non sia un momento felice neanche per loro, e mi dispiace per la persona che è deceduta.